cattolica vi seppellirà. Immaginate, provate a immaginare di essere sopra un bel nuraghe e cominciate a sentire sul viso quel bel venticello fresco e guardando per terra vedete quest'erba che si muove con queste belle margherite, questi fiori che vi prendono la vista, quel bel bianco, quel bel giallo, quei bei colori di Sardegna, quel profumo che c'è nell'aria. E poi magari dall'alto cominciate a guardare verso il basso, laggiù in fondo, giù nel Campidano, e cominciate a vedere degli uomini che si stanno affaccendando a fare qualcosa. Che cosa? Ma cos'è? Un nuovo nuraghe? No. Dice, quella è la tromba dove usciranno tutti quei vapori malefici di una centrale nucleare. Ebbene, Eliseo aveva parlato e si era schierato contro questo modernismo di morte che è generato dalle centrali nucleari, ed è per questo che noi qui, come Confederazione dei Sindacati Sardi, come lavoratori sardi, come popolo sardo, ci dobbiamo impegnare a dire no a questa imposizione di governo italiano, sia alla sovranità del